L'idea della candidatura nasce dall'esigenza dei risparmiatori di vedere tutelati i propri diritti. Abbiamo cercato tutte le strade che l'ordinamento consente per recuperare quanto ci è stato ingiustamente tolto e per tutelare le altre forme di risparmio che sono rappresentate dal mattone, che in questo momento corrono il rischio di essere aggredite dalla nuova speculazione. Non avendo ancora trovato una soluzione al problema, abbiamo ritenuto opportuno, nell'ottica di provarle tutte per difendere i nostri diritti, di provare anche la strada politica. La mia è una candidatura quasi monotematica: risparmio e poi risparmio, tutela del risparmio, tutela dei diritti del ceto medio, tutela del sistema del credito veneto che è stata compromessa. E se venissi eletto, cosa a quale aspiro per l'interesse dei risparmiatori, la prima mia iniziativa sarà quella di creare una coesione quanto più forte possibile al fine di ottenere un provvedimento legislativo di restituzione di quanto tolto ai risparmiatori, di risarcimento del danno e di tutela del risparmio. Il ceto medio a quale io appartengo e quasi tutti i cittadini dell'alta Marca apparteniamo è sotto attacco. Stiamo assistendo ad un'operazione a livello nazionale ed internazionale finalizzata a impoverire il ceto medio, a far diventare sempre più ricchi quelli che già ricchi sono. Abbiamo già subito la truffa del risparmio, una truffa organizzata a livello statale con la complicità del governo. Stiamo attenti perché la prossima truffa, ed è già in corso, è sulle case. Se non ci difenderemo diventeremo poveri in poco tempo. Esprimete un voto responsabile, esprimete un voto che tenga conto di una prospettiva a medio-lungo termine, esprimete un voto che tenga conto della libertà. Pochi parlano di libertà, ma della libertà si comincia a sentirne la mancanza quando non c'è più. Noi stiamo correndo il rischio di perdere la nostra libertà perché il risparmio è una garanzia di libertà e già ce ne hanno tolto molto.